Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunica che sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 626 allievi marescialli del ruolo ispettore dell'Arma e con un successivo decreto di ulteriori 24 allievi marescialli in possesso dell'attestato di bilinguismo. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al giorno 8 marzo attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando. Al concorso potranno partecipare cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 24-25 e che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano compiuto 17 anni e che non abbiano superato il 26° anno di età. I vincitori del concorso ammessi al 15° corso triennale allievi marescialli frequenteranno un corso di formazione della durata di 3 anni, seguendo corsi militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli e Brigatieri di Firenze, conseguendo la laurea di primo livello in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni dell'Arma dei Carabinieri, rappresentando un insostituibile punto di riferimento per la collettività. Decidere di arruolarsi nell'Arma significa entrare a far parte di un'istituzione ricca di tradizioni, valori al completo servizio delle comunità attraverso numerosi comandi diffusi in maniera capillare in tutta Italia, prime tra tutte le stazioni dei Carabinieri, che rappresentano un presidio di prossimità a tutela della sicurezza e della legalità che lega l'Arma dei Carabinieri ai cittadini.